Riforma Cartabia, inevitabili le ripercussioni anche sulla giustizia trevigiana. A rischio ci sono diversi processi, soprattutto per furti non più procedibili d'ufficio. L'appello della procura alle vittime: farsi avanti. Alessandro Greguoldo di Treviso è stato trovato esanime a Parma, dove si era trasferito per lavoro. Aveva 33 anni, nel 2015 vittima di un pestaggio neofascista. Era una 75enne al volante dell'auto che domenica mattina ha percorso contromano un tratto di tangenziale a Treviso. L'anziana, individuata dal video delle telecamere, vigile ha detto: ho seguito il navigatore. Sarai sempre con noi, grazie anima bella. La lettera della mamma sull'altare ai funerali della 15enne studente alla scuola edile di Treviso, stroncato da un malore il 21 dicembre. Paura nella notte a Valdobbiadene per un incendio scoppiato in un noto ristorante di Bigolino. Il proprietario cerca di spegnere le fiamme e rischia di rimanere intossicato. Prezzo del carburante alle stelle, la preoccupazione dei piccoli autotrasportatori. Saremo costretti ad alzare i nostri tariffari per le aziende, serve un tetto al prezzo. Un amministratore di condominio: non è passata inosservata la descrizione di Mario Conte fatta ieri sera dal probabile sfidante del centrosinistra Treviso, ospite a Ring. Parole che non sono piaciute ai professionisti del settore. È in pensione da qualche giorno, ma è rimasto come volontario. Questa è la storia di Antonio, 62 anni, addetto alla portineria al comando di polizia locale a Treviso. È la mia seconda famiglia, non mi hanno fatto mai pesare la mia disabilità. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali le ripercussioni sulla giustizia della Marca, della riforma Cartabia. Come sapete ci sono a rischio diversi processi. Perché? Perché tanti sono improcedibili ora d'ufficio, soprattutto i processi per i reati contro il patrimonio, quindi parliamo di furti. Un appello preciso arriva però dal capo procuratore della Repubblica di Treviso. Sentiamolo. Quasi tutte le ipotesi di furto sono diventati perseguibili a querela, e dove la querela non era stata presentata e non verrà presentata entro i 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, i processi saranno chiusi con sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela. Quindi un primo effetto sarà questo, che ha un carattere, diciamo così, deflattivo, cioè di riduzione del numero dei casi che andranno a processo. Il capo procuratore di Treviso fa riferimento ai furti, ma sono diversi i reati per cui d'ora in poi non si procederà più d'ufficio, quindi anche in assenza di querela della presunta vittima. È il caso delle lesioni personali, della violazione di domicilio, di truffa, appropriazione indebita, frode informatica, pure il sequestro di persona non aggravato. Anche la giustizia trevigiana quindi dovrà fare i conti con gli effetti della riforma Cartabia. Difficile quantificare, ora come ora, il se e il quanto in termini di mancati processi. Sicuramente c'è un numero, ma non siamo in grado di fare una statistica in questo momento, anche perché il termine per proporre querela è di 3 mesi dall'entrata in vigore della riforma. Il dibattito è aperto. Per alcuni PM si tratta di uno tsunami che mette a repentaglio una giustizia effettiva, per altri di un falso problema. Si vota al realismo, lo stesso Martani. I casi erano 2: o si diminuisce il numero dei reati che vanno a processo, o si aumentano in maniera importante le risorse a disposizione della giustizia. Siccome in questo momento di risorse ce n'è poche, era quella di ridurre il numero dei reati da perseguire, era una scelta, a mio parere, obbligata. Martani, che da un lato sospende ogni giudizio complessivo sulla riforma, dall'altro accoglie con soddisfazione le misure emendative promosse dal ministro trevigiano alla giustizia Carlo Nordio per rendere più graduale l'impatto delle nuove disposizioni. In ogni caso dovranno essere le presunte vittime a farsi avanti. Non ci saranno avvertimenti caso per caso, perché proprio questo è uno degli emendamenti che dice che il termine per le persone offese decorre dall'entrata in vigore della legge. Sono rimessi in termini dall'entrata in vigore della legge e non da una comunicazione che devono ricevere ad opera degli uffici giudiziari. A rischio quindi i processi per furto, ma non il fenomeno dei furti che non si arresta affatto, così nella Pedemontana. Dal Vicentino al Trevigiano, nell'area della Pedemontana, è emergenza furti nelle abitazioni. Sono molti gli episodi che si sono registrati nell'ultimo periodo e che hanno creato allarme nella popolazione.
A San Zenone degli Ezzelini sono almeno una ventina i colpi messi a segno ai danni di altrettante famiglie che risiedono in particolare nella fascia collinare. I residenti affidano i loro sfoghi ai social, colpite soprattutto via Cime e via Valli, dove i cittadini si sono organizzati in ronde per controllare il territorio. Questa invece la scaletta lasciata dai malviventi che hanno svaligiato una casa in via Acque. Nella maggior parte dei casi si vede che arrivano magari in zone più isolate, magari arrivando dal bosco, entrano, tagliano la rete saltando appunto le recinzioni, e molte volte capita anche purtroppo che ci siano le persone a casa e riescano comunque ad entrare, e in alcuni casi agiscono anche violentemente utilizzando un piccone. Ad esempio abbiamo visto come è successo nella zona limitrofa di Fonte, arrampicandosi con le scale. I ladri agiscono soprattutto nel tardo pomeriggio, sfrontati a tal punto da assaltare le abitazioni con i proprietari in casa. Se scoperti fuggono, ma la paura tra la gente è palpabile. Anche se c'è un tentato furto o arrivano i ladri, chiamare subito il 112, perché così i carabinieri possono intervenire. I nostri cittadini poi, ad esempio quelli di via Valli e via Cime, si sono organizzati in questo periodo con una semplice chat tra di loro, dove si scambiano le foto e anche le opinioni, insomma, in base a quello che vedono, e nel caso fanno un giro di perlustrazione. Situazione preoccupante anche nell'area del Marosticense. Dopo i furti registrati a Pianezza e con i ladri ripresi dalle telecamere di un impianto di videosorveglianza, stanotte è stato messo a segno un colpo in un'abitazione di Colceresa. Invito, come abbiamo sempre fatto anche quando c'è stata l'altra ondata di furti con la famosa storia del ninja, insomma, di segnalare immediatamente alle forze dell'ordine ogni avvistamento sospetto, comportamento sospetto, e soprattutto nel caso di furti chiamare subito il 112, perché può essere, insomma, di aiuto per le forze dell'ordine. È stato stroncato a 33 anni da un infarto Alessandro Greguoldo, volto molto noto dell'attivismo trevigiano. È successo lunedì a Parma, città nella quale lavorava da tempo, una notizia che ha sconvolto tutta la città di Treviso. Greguoldo era stato componente del collettivo ZTL Wake Up e del centro sociale Django, poi lavoro e una carriera nell'animazione che lo aveva portato in Inghilterra, Spagna, Monaco e a Capoverde. Nel 2015 in piazzetta Monte di Pietà era stato picchiato da 8 esponenti di Forza Nuova. Greguoldo, originario di Silea, lascia la mamma Ivana e il fratello Francesco. Django ha voluto ricordarlo con alcune delle sue parole. L'umiltà e l'impegno per conquistare la felicità sono da sempre i valori cardine del mio credo, che fortunatamente o sfortunatamente dipendono solo dall'individuo e dall'individuo che partecipa alla collettività. Queste dunque le parole di Alessandro Greguoldo. Sarai sempre con noi, grazie anima bella. Una lettera letta a fil di voce, quella di mamma Eleonora, distrutta dal dolore. Oggi a San Donà di Piave, i funerali del quindicenne Giorgio Conte. C'erano anche tanti compagni di scuola, la scuola edile di Treviso. La maglia della squadra e la firma dei suoi compagni, dei suoi amici, di coloro che con lui hanno vissuto l'amore per lo sport. Astro nascente del rugby San Donà e studente della scuola edile a Treviso, Giorgio Conte, 15 anni, è morto il 21 dicembre, forse a causa di una trombosi cerebrale. Nel Duomo tanti hanno voluto essere presenti. Non c'è una spiegazione, dice il parroco nell'omelia. Di fronte ad un fatto come questo ci si può giustamente arrabbiare. Soprattutto perché non riusciamo a trovare un perché. La bara chiara sopra la maglia e quel pallone ovale che lui amava tanto. A parlare la mamma Eleonora. Grazie, dice, anima bella. Guarda in quanti sei uniti qui oggi. Non è da te, così timido e introverso, ma credo che la tua semplicità, bontà, dolcezza e determinazione siano entrati nel cuore di tutti. Sei l'orgoglio di noi genitori, di tuo fratello, di nonni e zii. Il ringraziamento di mamma e papà a quanti sono stati vicini a Giorgio, agli insegnanti, educatori e allenatori che lo hanno reso il ragazzo speciale che era, e poi le parole lasciate dagli amici e lette dal parroco. Troppo difficile parlare, troppo dolore. Giorgio era davvero per gli altri, attento e premuroso. Scrive una sua amica: l'affetto che lui dava era un affetto vero.
Un ragazzo timido ma deciso, con tanti sogni. Giorgio è stato uno dei ragazzi che ha vissuto meglio quel campo. Giorgio era un ragazzo saldo, forte in tutto ciò che era importante, dalla scuola al gruppo, nel rugby, nell'animazione. Si alzava tutte le mattine alle 5:30, deciso nella sua scelta scolastica, che lo portava a Treviso tutti i giorni, ma con ottimi profitti. Gli occhi lucidi degli amici e l'ultimo saluto. La cronaca è stata identificata dalla polizia locale di Treviso, la donna che domenica alla guida della sua auto ha percorso un tratto di tangenziale in contromano. Siamo riusciti a risalire al responsabile, che è una donna di 75 anni residente qui a Treviso, che seguendo erroneamente le indicazioni del proprio navigatore ha imboccato dalla Noalese contromano alla tangenziale, arrivando quasi fino a Silea e girandosi poi all'ultimo distributore poco prima dell'uscita. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e al sistema Targa System, gli agenti della polizia locale di Treviso sono riusciti a chiudere in pochi giorni le indagini sull'automobilista che domenica mattina intorno alle 10:30 ha seminato il panico lungo la tangenziale, percorrendo il tratto tra Silea e paese Contromano miracolosamente senza provocare incidenti. Fortunatamente, grazie anche all'accortezza di molti conducenti, come potranno dimostrare le immagini, la signora ha evitato una tragedia che poteva naturalmente consumarsi, creando anche probabilmente dei morti. Le pattuglie erano prontamente arrivate sul posto, avvertite dai numerosi automobilisti che avevano incrociato la vettura Contromano. La signora aveva già comunque svoltato dentro il distributore, quindi non è stata colta durante la violazione. Infatti non sarà elevata nessun tipo di sanzione nei confronti di questa signora. Anzi, abbiamo attivato anche un servizio di assistenza nei suoi confronti, perché è una persona che vive da sola e pertanto probabilmente avrà bisogno anche di un aiuto. Questo tipo di infrazione deve essere vista de visu dagli agenti di polizia stradale, polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza. Essendoci solo delle immagini non c'è nessuna infrazione. Agli agenti l'anziana ha ammesso le proprie responsabilità. Abbiamo consigliato ai parenti di fare in modo che la signora non si mettesse più alla guida e non si metta più alla guida. Naturalmente, comunque, visto che è titolare di patente, segnaleremo la signora sia alla prefettura che alla motorizzazione per un'eventuale revisione della patente. Torniamo sulla tragedia di domenica sera a San Donà di Piave, costata la vita a due giovani ventenni. Domani l'ultimo saluto ad Alessandro Polato, 23 anni, a San Donà di Piave, con l'ULSS 4 che ha messo a disposizione un supporto psicologico per i familiari dei ragazzi. Venerdì intanto i funerali di Maria Chiara Guida. Tenetevi strette le persone che amate. Quello di Mattia Lanzarini è un appello lanciato nel dolore di momenti impensabili, momenti che lui e la sua Maria Chiara non avevano certo progettato. Nonostante la giovanissima età, i due guardavano al futuro, un futuro cancellato dallo schianto di domenica sera. Ed ora il fidanzato della ventenne è chiamato, come tutta la comunità, all'addio. Per San Donà di Piave un doppio, lancinante addio. Se i funerali di Alessandro Polato saranno celebrati domattina alle 10 nella chiesa di San Pio X, quelli di Maria Chiara Guida sono stati fissati per il giorno dopo, venerdì alle 15 in Duomo. Maria Chiara era una ragazza semplice, un vulcano di emozioni, era parte integrante della nostra famiglia, dicono oggi affranti papà, mamma, fratello e nonni. Così come sorridevamo insieme in famiglia, adesso la piangeremo in famiglia. E anche da loro arriva un accorato appello a tutti, soprattutto ai giovani. Quando si conduce un'auto, una moto o un veicolo in generale, è come se si avesse un'arma in mano che può causare danni irreparabili e stravolgere le vite di tante persone, come è successo in questo caso. 2 vittime, 5 famiglie distrutte. Ragazzi, siate prudenti. Incendio nella notte a Valdobbiadene, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il fuoco divampato al ristorante Tre Noghere a Bigolino. È arrivata la telefonata della mamma che sentiva rumori strani provenienti dall'esterno e ha chiamato dicendo che stava bruciando e sono arrivato, ho cercato di fare il possibile però. Fiamme e paura durante la notte scorsa quando prima delle 3 i vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso con il supporto dei volontari di Asolo sono intervenuti in via Crede a Valdobbiadene per domare l'incendio scoppiato al ristorante Tre Noghere. Il tempestivo intervento dei pompieri ha così evitato che l'incendio che ha interessato l'atrio esterno del ristorante si propagasse poi anche all'interno dei locali. Il nostro intervento è avvenuto quando già
le fiamme avevano raggiunto un livello di diffusione elevato, al punto che il titolare del ristorante ha cercato di spegnere le fiamme utilizzando i numerosi estintori di cui dispone, vista l'attività che conduce. Il nostro intervento ha comunque assicurato che l'incendio non si propagasse al piano superiore, cosa che stava facendo in maniera assai rapida, sfruttando la travatura in legno della veranda nel quale è divampato. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale sono terminate poco prima dell'alba. Ingenti i danni. I tecnici dei Vigili del Fuoco dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Treviso hanno effettuato in mattinata un sopralluogo della struttura per accertare le cause. Abbiamo applicato i protocolli previsti per casi del genere, che comprendono la ricostruzione della dinamica dell'incendio e anche la rituale e doverosa ricerca di eventuali sostanze acceleranti utilizzate da eventuali incendiari. E ha rischiato davvero grosso in questo incendio il proprietario del locale Luca Silvestri. Questo il suo racconto. Io ho cercato in tutte le maniere di spegnere l'incendio con gli estintori. Però ho dovuto entrare per prendere gli estintori e il locale era strapieno di fumo e l'ho inalato. E niente, dopo i vigili del fuoco insieme ai carabinieri hanno voluto chiamare l'ambulanza per accertarsi che stessi bene. Il primo ad arrivare in via Crede è stato Luca Silvestri, avvertito da una telefonata della madre nel cuore della notte. Ma il suo ristorante a Bigolino di Valdobbiadene stava già andando irrimediabilmente a fuoco. C'era niente da fare, nel frattempo mia moglie ha chiamato i vigili che sono arrivati qua prontamente e hanno spento l'incendio. I danni sono chiaramente visibili all'esterno del ristorante Tre Noghere e l'intervento dei Vigili del Fuoco di Montebelluna e Treviso è stato tanto tempestivo quanto provvidenziale, impedendo che l'incendio si propagasse anche all'interno dell'edificio. I danni sono da quantificare, adesso vediamo nei giorni prossimi come si evolverà il tutto. Sulle cause ancora si dovrà far luce e per il momento si pensa a fattori accidentali. Dicono un guasto elettrico, torno al vaglio dei carabinieri che stanno valutando insieme ai vigili del fuoco, stanno valutando la causa dell'incendio, tutto qua. Non pensate che sia stato qualcuno che volutamente ha dato fuoco? Non penso, non lo so. Non si perde però d'animo Luca Silvestri, che si è subito messo in moto per far ripartire il suo locale al più presto. Domani c'è già l'impresa, ripartiamo con le opere di ristrutturazione, sicuramente. Già messo in campo. No. Lo stiamo ristrutturando un po' alla volta, cambiando alcune cose, però adesso ripartiamo. Dalla cronaca all'attualità sono letteralmente furibondi i benzinai, e questo per il pacchetto di misure varato dal governo poco più di 24 ore fa per rispondere all'ondata di rincari. I gestori dei distributori annunciano così lo stato di agitazione. Benzinai sul piede di guerra dopo il pacchetto di misure varato dal governo di Giorgia Meloni per contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti. Dopo la fine dello sconto sulle accise in vigore da marzo, entra l'obbligo di esposizione per i gestori di un cartello con il prezzo medio nazionale che sarà elaborato ogni giorno dal Ministero dell'Ambiente. E i benzinai annunciano lo stato di agitazione, definendo assurdo il piano del governo. Siamo molto preoccupati, categoria sicuramente che andrà in uno stato di agitazione. Come avevamo già annunciato, la speculazione viene solo imputata ai gestori. Dopo un Consiglio dei Ministri ha partorito un decreto di trasparenza, un decreto veramente assurdo, dove chiedono alla gestione di comunicare i prezzi tutti i giorni, dove chiedono di inserire altra cartellonistica sull'impianto, creando sicuramente ancora più confusione ai consumatori. Proprio la faccenda del prezzo medio potrebbe creare, secondo i gestori, altra confusione per gli utenti. Parlano di un prezzo medio su cosa? Sull'impianto self, sull'impianto servito, avremo una serie di prezzi che crea confusione e fondamentalmente non ci sarà una diminuzione del prezzo. Doveva essere un'azione per ridurre e contenere i prezzi. Il rincaro degli ultimi giorni è di circa 18 centesimi al litro per i carburanti, che corrisponde proprio al ripristino delle accise.
quello che passa e quello che i media e quello che il governo dice è che il gestore finale deve controllare, deve vigilare e mutuamente è lui che agisce sulla leva del prezzo. Purtroppo sappiamo benissimo che non è questa la verità. Il prezzo viene definito dalle compagnie petrolifere, noi applichiamo un prezzo che le compagnie petrolifere ce lo danno sia sul self che sul servito e questo è il prezzo che applichiamo fuori alla pompa. Le sanzioni per l'errata comunicazione dei prezzi sono molto salate, addirittura 1.000 euro anche per mancanze pregresse. Per pagare 1.000 euro di sanzioni, il gestore che prende 3,5 centesimi al litro equivale a circa 28.500 litri di carburanti. Se vogliamo dirla tutta, esattamente una botte di benzina. Quindi non è sicuramente un intervento o una negligenza da parte del gestore, anzi abbiamo tutto l'interesse che le cose siano corrette. Benzina alle stelle e morale a terra, soprattutto tra gli autotrasportatori. Quelli trevigiani lanciano una proposta al governo. Se siamo riusciti a mettere un prezzo, a calmierare un prezzo del gas, a mettere un prezzo massimo sul gas, perché non lo facciamo anche col gasolio? Le accise sono queste da quasi 5 anni. Allora non diamo la colpa alle accise, diamo la colpa al costo industriale. Il costo industriale non lo fanno di certo i distributori. Una sorta di price cap del carburante per fermare gli aumenti è la proposta degli autotrasportatori di Confartigianato Treviso. Dopo la pandemia il prezzo del gasolio è aumentato esponenzialmente al di là dell'andamento del greggio. Inutile dunque puntare il dito contro le accise, continua Danilo Vendrame. A proposito di accise, al momento il governo non è intenzionato a metterci mano. Nella bozza del decreto in discussione in Consiglio dei Ministri si punta piuttosto a contrastare eventuali speculazioni. La novità più importante è l'obbligo per i gestori di esporre al fianco del prezzo alla pompa anche quello medio nazionale. Una misura che secondo Vendrame potrebbe penalizzare il nostro territorio, dove l'elevata presenza di pompe bianche determina, spiega, una sana concorrenza. Mettendo di fianco il prezzo nazionale, che è molto di più, noi nel nord-est in teoria andremo peggio. Va a finire che si appiattisce il prezzo sulla media nazionale. Contro questo provvedimento si scagliano anche i gestori e carburanti Treviso, con Moreno Parina, che parla di un'ulteriore incombenza e di un duro attacco del governo nei loro confronti. Intanto gli autotrasportatori, quelli con mezzi superiori ai 75 quintali, attendono quanto promesso dal ministro Salvini in occasione dell'assemblea di Confartigianato. Noi avremo un ristorno delle accise, quindi in teoria per gli automezzi, quelli più grandi, questa cosa non dovrebbe essere sulle tasche dei trasportatori più grandi. Esclusi dall'agevolazione furgoni e autotrasportatori più piccoli, il 90% dei mezzi immatricolati in provincia di Treviso. Per loro la situazione si fa sempre più pesante, con una conseguenza già tracciata. Va tutto sul cliente finale, aumenterà un altro giro, aumenterà tutto, anche perché dopo quando si comincerà a aumentare tutti saranno invogliati a fare un altro giro di aumenti. Invece di calare l'inflazione avremo un'inflazione molto più alta per tutti quanti. Caro energia, caro carburante, ma anche caro spese, i due fenomeni sono collegati. Da qui una nuova serie di controlli da parte della Polizia Locale di Treviso, soprattutto sui beni di prima necessità. Sì, noi siamo pronti, nel senso che abbiamo già iniziato nel 2020, in piena pandemia, a controllare i prezzi. Naturalmente abbiamo creato un nostro paniere e abbiamo controllato soprattutto la grande distribuzione. Abbiamo fatto ulteriori controlli tra agosto e settembre e sicuramente continueremo anche nelle prossime settimane a fare questi tipi di controlli. Cominciato nei mesi duri della pandemia, il monitoraggio sui prezzi al consumo, soprattutto sui beni di prima necessità, sarà intensificato in questo inizio anno fatto di stangate. La Polizia Locale di Treviso è pronta a fare la sua parte per evitare fenomeni speculativi. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni di alcuni utenti, però tutte le segnalazioni che sono state comunque verificate non hanno denotato particolari anomalie. Gli aumenti finora constatati sono quindi nella media, ma nulla in un momento così delicato può essere lasciato al caso. Non vuole essere una caccia alle streghe, vuole essere semplicemente un'azione di verifica e di monitoraggio proprio per tutelare i nostri cittadini, con la consapevolezza però che il mondo imprenditoriale qui a Treviso è molto serio. Alle porte del comune del resto già stanno bussando in tanti. L'inflazione sta mettendo in ginocchio le famiglie più fragili. Fino a quando io sarò sindaco, un tetto e un pasto caldo verrà garantito a tutti e se serve ci terremo magari il verde un po' meno manutentato, però il tema sociale per noi è centrale, il sostegno alle famiglie della nostra comunità è prioritario.
E a proposito di Mario Conte, non è passata inosservata la descrizione del sindaco che è stata fatta ieri sera dal probabile sfidante del centrosinistra Giorgio Denardi, ospite a Ring di Ferdinando Avarino, un buon amministratore di condominio, le parole usate dall'imprenditore, che non sono però piaciute ai professionisti del settore. Che pensa di Mario Conte? Ma è un buon amministratore di condominio, sta facendo... Un buon amministratore di condominio? Sì. Il diavolo si nasconde nei dettagli, soprattutto nelle campagne elettorali, ed è così che ha suscitato malumore questa dichiarazione di Giorgio Denardi, l'imprenditore digitale di 62 anni che venerdì scioglierà le riserve sul suo futuro da candidato sindaco civico per il centrosinistra a Treviso. Dopo l'intervista in esclusiva a Ring, il primo semaforo arancione arriva proprio dagli amministratori di condominio. Paragonare il nostro sindaco, o il sindaco in questo caso l'amministratore di condominio, doveva essere un'enfasi invece di un'attività che invece produce e non un digrinarne i contenuti sostanzialmente. Doveva essere un complimento se effettivamente il signor Nardi conoscesse o avesse così una visione complessiva di quel ruolo e di quell'attività. Una professione, quella dell'amministratore di condominio, in questi anni alle prese con numerose emergenze. Sono sempre quelli che cercano non solo di far quadrare i conti, ma sono quelli che anche cercano di venire incontro a tutte le esigenze della vita quotidiana di ognuno di noi. Treviso, tra l'altro, dice Granello, è una delle città con più condomini, dovuti anche alla ricostruzione post-bellica. Insomma, il clima si surriscalda proprio come in una classica lite condominiale. Lui probabilmente voleva sminuire e screditare la mia figura accostandola a un ruolo di un professionista che invece è importantissimo nella nostra comunità, una comunità composta da condomini e da amministratori condominiali che sono anche quei professionisti che gestiscono da un punto di vista economico le spese condominiali della nostra comunità. Quindi lo ringrazio, non scendo in provocazioni perché questo è il suo stile, non è di certo il mio. Lutto nel mondo della politica mogliano-veneto, è morto a 72 anni l'ex sindaco Ugo Bugin, colpito da infarto, è stato trovato senza vita dalla moglie Carla, fu il primo sindaco comunista di Mogliano dal 1977 al 1985, successivamente aveva ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, uomo politico stimato anche dagli oppositori, sempre vicino alla sua città, tanto da rinunciare a una candidatura a Roma per continuare a fare il sindaco. La notizia ha suscitato commozione e cordoglio in città, tra i primi commenti quello del sindaco Davide Bortolato: lo ricordo con grande rispetto, scrive in una nota, e anche grazie all'apporto amministrativo di Bugin che Mogliano Veneto si conferma ogni giorno una comunità attiva e attenta. Il suo ricordo sarà sempre vivo. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi la storia di Antonio, andato in pensione qualche giorno fa al comando di polizia locale di Treviso, ma subito rientrato come volontario. Diciamo che la pensione è scattata il 31 dicembre di quest'anno e se mi vedete ancora qua è perché è diventata una mia seconda casa questa del comando. E ho chiesto al mio comandante se potevo rimanere facendo volontariato in questa postazione di Uscerato. Il comandante mi ha dato il benestare. Ha chiesto di rimanere come volontario Antonio Plataroti in quella che definisce la sua seconda famiglia, il comando di polizia locale di via Castello d'Amore, dove per anni è stato addetto alla portineria. La festa del pensionamento è coincisa di fatto con l'inizio di una nuova avventura, 3 giorni alla settimana. È una famiglia questa per me, mi hanno accolto tutti quanti indistintamente nel miglior modo, non mi hanno mai fatto pesare la mia disabilità. E sono contento, sono ultra contento. Un caso più unico che raro per questo 62enne, sposato con Donatella e affetto da una malattia neurodegenerativa da quando di anni ne aveva 3. E senza questo lavoro qua io non saprei dove sbattere la testa. È un lavoro che mi trovo diciamo che questi ultimi anni qua sono stati gli anni più belli della mia esperienza lavorativa per il luogo che ho trovato. Come ripeto, lo devo tutto quanto al mio comandante, che è un gran comandante per Treviso. Una storia di inclusione vera, quella di Antonio, fatta di relazioni e gratitudine. Io chiedo al Signore soltanto di avere questo fermo della malattia, perché
Se è così sto bene così. Ho coniato un motto per me stesso, sempre avanti e mai mollare. Le feste, l'Epifania in particolare, sono passate da pochi giorni, ma già gli alpini di Pieve di Soligo si stanno preparando per il Panevin del 2024 nel nome dell'ambiente. Stiamo preparando le famose fascine di legne per il prossimo Panevin che faremo presso la casa per anziani a Pieve di Soligo. Gli alpini non perdono tempo e approfittano di queste giornate per raccogliere la legna e tenerla da parte per il 2024. Noi bruciamo sempre legna secca che non inquina e stiamo quindi preparando tutta la legna per il prossimo anno, le fascine di legna, e grazie alla gentile concessione del signor Arturo Chisini, che qui ci sta ospitando nel suo, diciamo, brolo. Una volta si diceva il brolo, giusto? Ecco. Quindi dovere collaborare con gli alpini. Cittadini e Penne Nere da sempre uniti nello spirito della solidarietà. Un Panevin che ogni anno viene organizzato nella casa degli anziani per non far dimenticare una tradizione secolare, un segno di augurio per un anno di abbondanza. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca in primo piano, due sci alpinisti veneziani sono stati travolti da una valanga che si è staccata nel pomeriggio di oggi attorno alle 16 nella zona tra Ragusele e il Nuvolau, sotto l'omonimo rifugio a oltre 2000 metri di quota nelle Dolomiti d'Ampezzo. A dare l'allarme è stato uno dei due escursionisti rimasto semisepolto nella neve, che ha perso di vista la sua compagna. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha consentito di recuperare la donna rimasta sommersa sotto 2 metri di neve. Dopo le prime cure l'escursionista è stata caricata a bordo dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e trasportata in condizioni che sembrano gravissime all'ospedale di Treviso. Per il recupero del secondo sciatore è intervenuto invece l'elicottero dell'aiuto alpina di Bolzano. In zona, oltre alle equip sanitarie, hanno operato gli uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza di Cortina con unità cinofila. Il bollettino dell'ARPAV Neve e Valanghe per la giornata di oggi segnalava un pericolo valanghe marcato di grado 3 su scala 4. Medesime condizioni di pericolo sono segnalate fino a tutta la giornata di sabato prossimo. Il soccorso alpino invita quindi gli escursionisti a rinviare le uscite in montagna. Olimpiadi 2026 sarà celebrata domani dinanzi ai giudici del TAR del Veneto la prima udienza del ricorso presentato da Italia a Nostra con il sostegno di associazioni nazionali e comitati locali contro lo smantellamento della pista da bob Eugenio Monti a Cortina, già dichiarata di interesse culturale al pari del trampolino olimpico. Il TAR dovrà decidere se sospendere o meno la delibera della Commissione regionale del patrimonio culturale del Veneto, che lo scorso 14 settembre ha autorizzato la demolizione della pista, prima fase del progetto per la costruzione del nuovo impianto olimpico. A sostegno dell'appropriazione, Italia Nostra ha aperto una campagna di raccolta fondi per la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e memoriale di Cortina d'Ampezzo. Progetto 100 facciate, completato il restauro del Palazzo delle Poste Centrali di Belluno, un investimento da quasi €1 milione, restituisce così colori e luci a Belluno Castello, ma anche chi è in carrozzina ha il diritto di entrare dall'ingresso principale, commenta con una punta di amarezza il primo cittadino Oscar De Pellegrin. 38 anni sono tanti, non mi ricordavo com'era questo stabile, ma è importante esserci riuscito. Credo che l'accessibilità sia dovuta a tutti e tutti possano entrare dalla porta principale. 10 lode ai lavori di restauro che hanno consentito di restituire colori e luci alla facciata del Palazzo delle Poste Centrali di Belluno, non classificato il giudizio sull'accessibilità. Il sindaco di Belluno è andato dritto al punto stamattina durante la cerimonia di presentazione dell'intervento che ha interessato gli intonaci del palazzo, gli elementi in pietra, metallo e legno, infissi e scalinate d'accesso, per ora inaccessibili ai disabili che debbono
devono servirsi di un ingresso laterale. Poste garantisce l'abbattimento delle barriere architettoniche nel prossimo stralcio dei lavori. Ovviamente abbiamo dei vincoli che sono dei vincoli architettonici, ma sono sicuro che con l'aiuto di tutte le componenti istituzionali anche in questi casi riusciremo a garantire la massima accessibilità. Inaugurato nel 1936 su progetto dell'architetto bellunese Alberto Alpago Novello, il palazzo sostituì le vecchie carceri ed alcune abitazioni private. L'intervento, quello eseguito a Belluno, il più importante fra i 13 edifici ristrutturati nel nord-est, ha comportato un investimento che sfiora il €1 milione. Siamo partiti con queste 100 facciate, una di queste, quella di Belluno, serve soprattutto per far capire che Poste è vicina ai cittadini, è inserita nei territori e vuole dare lustro ai territori. Una vicinanza auspicata dal presidente Padrin, che ha sottolineato l'alta valenza sociale degli sportelli postali, soprattutto nei piccoli comuni. Il mio appello è quello ovviamente di salvaguardare il più possibile soprattutto gli uffici postali nei piccoli comuni, quelli periferici, perché è un servizio che riusciamo a dare ai nostri cittadini e contribuisce alla lotta allo spopolamento. La cronaca: tentano un furto in un'abitazione a Sitranda Alpago, ma in giardino inciampano su un vaso di fiori che si rovescia. Il rumore mette in allerta i proprietari di casa. Il fatto è accaduto 2 notti fa, attorno alle 23. I malviventi, vista la malaparata, sono fuggiti a bordo di una station wagon di colore scuro. Subito è partito il tam tam nella frazione e il controllo di vicinato. L'auto sulla quale i 2 sono stati visti scappare era già stata segnalata nei giorni scorsi ai carabinieri, cui sono delegate le indagini. Disagi per i pendolari a causa dell'improvvisa interruzione della tratta ferroviaria Calalzo-Longarone. Ieri pomeriggio, dopo un sopralluogo programmato, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno riscontrato la necessità di un intervento straordinario sul ponte ferroviario che collega Ospitale a Perarolo di Cadore. I tempi e le modalità dell'intervento non sono stati ancora programmati. Il servizio di viaggio è comunque garantito dai pullman fra le stazioni di Calalzo, di Cadore e Longarone. Parliamo adesso del connubio. Formazione e sicurezza sono i capisaldi su cui da 70 anni fonda le sue radici la scuola edile di Sedico. L'anniversario di istituzione del centro professionale è l'occasione per una riflessione a tutto campo. Una media di oltre 120 studenti, una fucina di nuove leve per il comparto dell'edilizia e non solo per le imprese della provincia. Formazione professionale e sicurezza ai capisaldi della scuola edile di Belluno, che taglia il nastro dei suoi primi 70 anni di attività. Il centro di formazione professionale, la scuola edile di Belluno, è assolutamente il punto di riferimento per la formazione di ragazzi che vogliono imparare il mestiere edile. 3 anni per ottenere l'attestato professionale, 4 per il diploma, percorsi di formazione duale che prevedono l'alternanza scuola-lavoro con una attenzione estrema all'educazione e alla sicurezza dei giovani. È una tematica assolutamente centrale, non potrebbe essere altrimenti. Le dinamiche in cantiere sono flessibili, il cantiere non è mai fermo, è completamente diverso da un'ora all'altra, per cui i ragazzi che escono dalla nostra scuola devono capire fin da subito, devono far propria la necessità di lavorare in sicurezza. Una scuola che offre ai ragazzi la possibilità di essere avviati immediatamente alla professione edile. Certo, la formazione del saper fare ha ancora poco appeal, più tra i genitori che i giovani. È un momento circolare della storia che comprende anche questa dinamica. È un dato di fatto oggi che i ragazzi che escono dalla nostra formazione trovano subito lavoro. È un lavoro molto ben remunerato e che nulla ha a che fare con il lavoro che facevano i nostri genitori, i nostri nonni in edilizia. Proprio sull'importanza del saper fare è dedicato il primo di una serie di appuntamenti organizzati dalla scuola edile, che ha individuato nel professor Paolo Crepè, psichiatra e educatore, il professionista adatto per dialogare con le famiglie e i professori. Capire la centralità di una formazione anche professionale per i nostri giovani, per i nostri ragazzi dai 14 ai 18 anni, che da noi imparano un mestiere che poi possono subito spendere nel mercato del lavoro. Paolo Crepè parlerà al Comunale di Belluno il prossimo 27 gennaio a partire dalle 20:30. È Denise Casanova, la nuova segretaria generale della CGIL di Belluno. L'elezione questo pomeriggio al termine della 2 giorni di lavori congressuali che si sono svolti al Palafiere di Longarone. Denise Casanova, dal 2015 segretaria della Filcem e prima ancora RSU e segretaria provinciale della SLC CGIL, è la prima donna chiamata a guidare la Camera del Lavoro in provincia di Belluno.
È tutto, non ho aggiornamenti particolari da darvi sia dal trevigiano che dal bellunese. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Alta pressione sempre ben salda sul nostro territorio con tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 12 gennaio. Sul Veneto ci attende una bella giornata di sole, con qualche nebbia la mattina ma presto in dissolvimento. A seguire cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature con andamento irregolare, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso, vedete, avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato con cielo generalmente sereno o velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.